Dottor Grasselli, a lei la parola. Grazie, buon pomeriggio. Allora, come anticipato brevemente, la nostra associazione si occupa di diffondere e approfondire l'idea del professor Cecil Clough, inglese, specialista di Luigi da Porto, che l'idea che quando Luigi da Porto ha creato Giulietta Romeo, qui c'è la novella, se volete, a €1, quando ha creato Giulietta Romeo ha messo dentro pezzi della sua storia d'amore con Lucina Savorgnan. E quali pezzi della loro storia ha messo dentro? Perché anche Luigi non ha inventato proprio tutto, Il topos dei due innamorati che muoiono entrambi per un equivoco aveva più di 1000 anni già, era Piramo e Tisbe, no? Piramo crede che Tisbe sia stata sbranata da un leone e si uccide. Poi arriva Tisbe, vede Piramo morto e si uccide anche lei. Storia vecchissima. Poi nel corso dei secoli è stata riscritta in varie salse, fino a Masuccio Salernitano, che ha scritto la novella di Mariotto e Ganozza, Innamorati di Siena, e lui, oltre alla doppia morte finale, ha aggiunto dentro il frate che li sposa di nascosto. Vi ricordate il frate di Giulietta Romeo? Mette il frate, e poi la pozione che il frate dà a Ganozza per sembrare morta e così evitare il matrimonio. Ecco, fino lì. Poi la storia diventa diversa, perché Mariotto fugge ad Alessandria d'Egitto, poi il frate prende Ganozza dalla tomba che si è risvegliata, vanno ad Alessandria, storia completamente diversa. Ecco, Luigi evidentemente ha letto Mariotto e Ganozza e per prima cosa cambia i nomi, per fortuna, perché Mariotto e Ganozza, anche se erano innamorati, non era un titolo molto romantico. Cambia la città, mette Verona, e a tutto questo aggiunge tutta una prima parte, perché Mariotto e Ganozza li conosciamo che sono già innamorati, e Luigi aggiunge invece come Romeo e Giulietta si sono conosciuti, innamorati, alla festa, l'odio mortale tra le due famiglie e poi le visite notturne al balcone. Cosa c'è di più Giulietta e Romeo delle visite notturne al balcone, no? E poi compare il frate, e allora da lì è tutto materiale di Masuccio Salernitano, fino alla finta morte, e poi Luigi cambia la storia, fa entrare Romeo nella tomba di Giulietta, la vede, beve il veleno, Giulietta si sveglia, lo vede e si uccide anche lei. Quindi è un finale molto più drammatico, no? Bravo Luigi. Ha preso un diamante grezzo, gli ha dato una prima bella sgrizzata, e pensate che Luigi in tutta la sua vita ha scritto solo questa novella qua. Masuccio Salernitano ne aveva scritte 50. Matteo Bandello, che poi riscrive Giulietta Romeo, ne scrive 214 di novelle. Shakespeare non vi dico quanta roba ha scritto, Luigi solo questa novella qua. E oggi vi parlo della festa che Luigi ha inserito all'inizio della novella, perché Cecil Clough, il professore inglese, ha individuato una festa reale avvenuta a Udine il 26 febbraio 1511, che sembra proprio la festa raccontata da Luigi. Luigi, che era di Vicenza, in quel momento lì era in Friuli. Lucina era proprio a quella festa lì, ci sono proprio testimoni che raccontano che lei era lì. E le due fazioni di Udine, le due fazioni che si odiavano mortalmente, in quel momento lì erano in tregua, come nella novella, e lì alla festa c'erano sia amici che nemici. E poi era una festa di carnevale, come nella novella, e addirittura, questo l'ho scoperto non più di 3 mesi fa, lì c'era Mercuzio alla festa. Vi ricordate Mercuzio, che Shakespeare dice l'amico di Romeo, uno un po' matto, attaccabrighe? Ecco, noi lo chiamiamo Mercuzio perché viene dall'inglese Mercutio, che non l'ha inventato Shakespeare di chiamarlo così. Mercutio l'ha preso dal libro di Romeo and Juliet che aveva sulla scrivania Shakespeare quando l'ha messo in scena. Mercutio si chiamava già così in inglese, veniva dal francese Marcuscio, che veniva dall'italiano Marcuccio. Marcuccio. Cioè, avete mai incontrato un Mercuzio in Italia? Però ci piace Mercuzio perché il personaggio di Shakespeare è un tipo così mercuriale e quindi Mercuzio era perfetto, però in origine era Marcuccio, Marcuccio Guercio, nome e cognome. E vi dicevo, 3 mesi fa ho scoperto che
a quella festa c'era uno che si può indicare come Marcuccio Guercio, perché Luigi ha messo gli indizi dentro, no? Per esempio il papà di Giulietta si chiama Antonio, come Antonio Savorgnan, che era capo di una delle fazioni di Udine. E poi quello che deve sposare Giulietta l'ha chiamato Lodrone, come un capitano dell'armata imperiale che poi negozia con Antonio Savorgnan. E quindi Marcuccio Guercio chi poteva indicare? E ho scoperto che alla festa c'era, tra amici e nemici, il luogotenente veneziano, Alvise Gradenigo, che era losco da un occhio. Quindi Guercio e Marcuccio perché? Era luogotenente veneziano, quindi rappresentava Venezia, rappresentava San Marco ed era un marchesco, come venivano chiamate le truppe veneziane, i marcheschi. Quindi Marcuccio, piccolo Marco, Guercio, è come dire, sto parlando di quel luogotenente veneziano con un occhio losco. Indizi, no? E comunque cosa fa Marcuccio nella novella? Perché non è il personaggio di Shakespeare. È uno qualunque, non è neanche amico di Romeo, è uno qualunque che sta lì alla festa, ma ha questa particolarità. Ha le mani sempre fredde, ghiacciate tutto l'anno, cattiva circolazione. E cosa succede? Giulietta ha visto per prima Romeo, si è innamorata subito, lui no, perché lui qua a cercare un'altra di cui è innamorato, lei non c'è, lui è triste, e lei lo guarda da lontano e non ha il coraggio di andare a parlargli. E finché il tempo passa e finisce la festa. E c'è l'ultimo ballo, il ballo del torchio, in cui si sta in cerchio, mano nella mano, e Giulietta finisce mano nella mano con chi? Con Marcuccio che ha le mani ghiacciate. È una scena da commedia, eh? Lei sta lì che soffre e per caso Romeo arriva dall'altra parte. E Giulietta non si trattiene. Oh, che bello Romeo che sei venuto qua vicino a me! E Romeo, cioè, si è a malapena accorto di lei e dice: com'è che bello, cosa sta dicendo? E Giulietta: no, fermi tutti, che bello che volevo dire che bello che mi stai scaldando la mano a sinistra perché Marcuccio mi sta ghiacciando la destra. E così i due si parlano e Romeo piano piano si innamora e Marcuccio, inconsapevole, ha dato una mano a rompere il ghiaccio. Ma vi ho portato fin qua perché la domanda che mi ha ossessionato per un po' è: come funzionava questo ballo del torchio? Com'è finito Romeo accanto a Giulietta per caso? Si può rifare questo ballo del torchio? Si può mettere in scena? Magari durante una rievocazione? Vediamo. E poi magari la proviamo lì nello spiazzo lì, se volete, senza passi di danza, no, solo il meccanismo, come si muovono le persone nel cerchio. Vediamo, lo mettiamo alla prova. Facciamo provare Sara. Sì, ma bisogna essere un po' per fare un cerchio. Perché, vedete... Perché Luigi, nella novella, eccolo scritto qua, se ci si basa solo su quello che scrive Luigi, ve lo leggo, il ballo del torchio, che ancora nel fine delle feste vediamo usarsi, si incominciò, nel quale, in cerchio standosi, l'uomo la donna e la donna l'uomo, a sua voglia permutandosi, piglia. In questa danza, da una donna fu il giovane Romeo levato, ed a caso appresso la già innamorata fanciulla Giulietta a posto. Fine. Allora, ditemi se sbaglio. L'uomo la donna e la donna l'uomo piglia, permutandosi, cioè alternandosi. E Romeo viene preso da una ragazza e messo nel cerchio. Quindi il cerchio si forma andando a prendere le persone e buttandole nel cerchio, no? Uomo, donna, uomo, donna, uomo, donna, come nel trenino alla fine delle feste. Ci si aggiunge, no? E c'è il torchio, che non è quello dell'uva, ma è una torcia, una candela, una fiamma. Che chi ha evidentemente, come in altri balli, in altri giochi, sta sotto, chi ha il torchio sta sotto e va a prendere le altre persone, no? Quindi una persona va a prendere un'altra, la sceglie, gli lascia il torchio, a questo punto tocca a lui e lui va a mettersi nel cerchio, quell'altro cerca un'altra persona, gli dà il torchio e viene a mettersi nel cerchio. Questo è il meccanismo
che avevo capito da Porto, e così sono rimasto per anni, andava bene così, finché mi sono reso conto che non tornava, perché Giulietta sta lì mano nella mano con con Marcuccio, qui non ha nessuno e arriva Romeo per caso. Ma questo vuol dire che Giulietta aveva avuto il torchio poco prima, l'aveva dato a Romeo, era venuta nel cerchio, Romeo l'ha dato un'altra e è venuto lui, ma allora non è arrivato per caso. E poi Luigi dice che una ragazza ha preso su Romeo, non Giulietta, e che fine ha fatto quella ragazza? E così ho cominciato a fare ipotesi sempre più complicate. Cioè, immaginate un ballo complicato, non deve essere complicato. Tipo che il cerchio, per esempio, se è aperto il cerchio ha due estremità, quindi magari una volta si andava da un'estremità, l'altra volta dall'altra, solo che così mi veniva uomo, 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 donna, donna, donna. Crisi. Gregorio vai a cercare nei libri, giusto? Interessanti, eh? Per esempio c'erano quelli che dicevano: oh, questo ballo del torchio è scandaloso, è diabolico, è satanico, perché c'è la donna che sceglie l'uomo, non si è mai visto e mai si vedrà. Oppure c'era Torquato Tasso che ha fatto un sonetto sul ballo del torchio e dice che c'è la ragazza di cui era innamorato che spegne il torchio troppo presto e tutti rimangono così, però nessuno di questi testi che racconta come funziona il ballo del torchio, finché ecco ce n'è uno, Rinaldo Corso, Dialogo del ballo 1555, e dice: il ballo che si fa con il torchio, quando dentro un cerchio si passeggia 3-4 volte davanti a tutta la brigata da soli, poi ci si accompagna con una donna, come si faceva una volta, o con 2 o 3 come si fa oggi. Come si fa oggi? Ecco, qui nel resto della pagina è evidente l'unica cosa, che il ballo è cambiato nel giro di pochi decenni. È una cosa che succede con i balli, per esempio la furlana. La furlana dicono è impossibile sapere come si ballava la furlana perché non solo cambia col tempo, ma anche da luogo a luogo si balla in modo diverso. Sì, e quindi anche il ballo del torchio è inutile andare a cercare i testi del 600, 700, bisogna cercare i testi vicini a Luigi per capire cosa voleva dire Luigi. E chi ha scritto più di tutti altri del ballo del torchio vicino a Luigi? Quelli che hanno riscritto Giulietta e Romeo in Italia. Ce ne sono 2, uno è Matteo Bandello che vi ho detto prima, quello delle 214 novelle, e l'altro è Clizia, pseudonimo di Gerardo Boldieri, che ha fatto tutta la storia in rima e l'ha chiamata Giulia e Romeo. Allora, Bandello che ha allungato molto la novella anche a sproposito, però vuol dire che scrive di più sul torchio, no? Sul ballo. Allora vediamo. Per Bandello ha cambiato un po' le cose. Romeo si innamora subito di Giulietta, colpo di fulmine reciproco, quindi si guardano per tutta la festa senza parlarsi fino al ballo. E dice: si cominciò a far la danza, ossia il ballo del torchio. Facendosi questo gioco fu Romeo levato da una donna, ok? Il quale, entrato in ballo, fece il dover suo. Quale dover? E dato il torchio a una donna, andò presso Giulietta, che così richiedeva l'ordine. Quale ordine? E quella prese per mano con piacere inestimabile di tutte e 2 le parti. Niente. Bandello niente. Vediamo con Clizia. Anche qui. Primo uscì con un torchio acceso in mano un giovin, che con vaga leggiadria una donna gentil prese per mano. E vi dico subito che anche qua niente. Vicolo cieco. Finché l'illuminazione. Grazie a un amico, Francesco Frattolin, che mi ha chiesto: Gregorio, ma questo ballo si cominciava già con tutti in cerchio? No, Francesco, il cerchio si formava mano a mano. Sì, così torna tutto. Allora, sì, andare a prendere Romeo era un'eccezione, non era la regola. Romeo era un misantropo asociale che se ne stava seduto lì in un angolo. Gli altri erano già tutti in cerchio, uomo-donna, uomo-donna, uomo-donna. E dice, ecco, come dice Rinaldo Corso, rileggiamolo: dentro un cerchio si passeggia 3-4 volte davanti a tutta la brigata da soli, poi ci si accompagna con una donna. E poi l'uomo lascia il torchio alla donna e va a rimettersi nel cerchio dove? Beh, se è uscito dal cerchio uomo-donna, vuol dire che ha lasciato 2 donne mano nella mano. Torna nel posto da dove è uscito, così si
rimane l'alternanza uomo-donna. E la donna a cui hai lasciato il torchio sceglie un altro uomo, girano, glielo lascia e torna a mettersi nel cerchio. Ecco, e quando Clizia scrive primo uscì un giovin, uscì dal cerchio entrando nel cerchio, cioè l'ambiguità del linguaggio. Sei intorno tutto l'anello che fa il cerchio ed esci dal cerchio andando verso il centro del cerchio. Questo intendeva. Un professore di geometria lo direbbe: esci dalla circonferenza, entri nel cerchio. Ecco. E Romeo lo dice Clizia. Una scelse ardita il nascosto Romeo del cerchio uscita, questa è uscita fuori dal cerchio. E invece di scegliere un uomo dentro il cerchio, è uscita in sala e ha preso Romeo. E dice Rinaldo Corso una cosa: questo ballo, dice Rinaldo Corso, non è scandaloso, dai, quello che succede lo vedono sotto gli occhi di tutti, perfino le vedove e i sacerdoti vanno al ballo del torchio, è villania per chiunque rifiutarsi. Quindi la ragazza va a prendere Romeo, è villania rifiutarsi, Romeo viene nel cerchio, la ragazza gli lascia il torchio, Romeo sceglie un'altra donna, le lascia il torchio e poi dove va a mettersi? Che lui non era nel cerchio prima, va a caso vicino a Giulietta. Ecco, perché dovrebbe essere giusto? Perché è semplice. Vediamolo, mettiamolo alla prova noi. Lì c'è un piazzale, non facciamo passi di danza, non sappiamo quali erano i passi di danza, solo camminiamo. Ci mettiamo in cerchio, uomo-donna, e mettiamo alla prova questa danza. Cosa ne dite? Vi chiedo, alzatevi, dai. Vi metto anche una musica, è una canzone che cantava la mamma di Lucina. E come direbbe Gianni Minà, questo è il bello della diretta. È vero, maestro Di Bin, eh? Allora, vediamo. Non era preparata questa cosa, mi ha preso di sorpresa anche a me, qua il consocio Grasselli, eh? Ci serve un torchio, un po' meno alto, eccolo qua. Ecco. In cerchio, uomo-donna, alternati. E ci serve un Romeo. Su, mano nella mano. Ecco, no, vedi, donna qua. Ecco. Ci sono delle donne in più, ovviamente, è sempre così. Venite. Ci serve un Romeo maschio, eccolo lì, vieni qua. Vieni. Romeo, siediti qua. È in disparte, Romeo è in disparte, non balla con gli altri. No, la sua innamorata non c'era. Va bene, donna con donna. Io tengo in mano di tutto. Ecco il primo, gli do il torchio. Prendete le mani. Su, sì, chiudete il cerchio. Vi guido io. Se viene. Gianni, fa finta di niente. Su. Eccoci. Allora, è il primo. Adesso vi guido leggendo Clizia, il poema. Allora, nel mezzo della nobile compagnia, prima uscì con un torchio acceso in mano un giovane. Dentro il cerchio. E voi vi prendete per mano. Perfetto. Un giovane che con vaga leggiadria una donna gentil prese per mano. Qua sceglie una donna da prendere per mano, da portare dentro. Eccola là. A cui con riverente cortesia, dopo un breve girar, sciolta la mano e lasci, consegnatole il torchio, il cerchio perse e ritornò al suo posto, richiudendo il poi fra due sofferse. Quella un altro pigliò, un altro del cerchio, sì. Uomo.
No, devi scegliere un uomo, non una donna. Allora, quello è un altro pigliato, va bene. Eccolo là. Con lei, con lei. Avanti. Quindi, quello è un uomo pigliò, del quale già amore nell'anima le aveva l'effigie impressa. Così nutriva l'un dell'altro il cuore, un fuoco, un duolo, un'allegrezza in stessa. Vi faccio fare un altro paio di scambi, quindi lei torna nel cerchio, lui sceglie una donna, pensate quello che pensava la gente che ballava, faceva questo ballo. Scegli me, no, non scegliere me, che schifo. Ah, nessuno sceglie me. Perfetto, le lasci il torchio. E dove sei uscito prima? Ecco, finché una, per desir soverchio, fuori quasi di sé, in un subito dismessa la donnesca paura, scelse ardita il nascosto Romeo. Del cerchio uscita! No, il Romeo, qua fatti venire a prendere. Del cerchio uscita, lui risoluto in un momento al gioco, nel mezzo entrò, non men gentil che bello, e si raccese in infinito il fuoco nato pur dianzi in questo petto e in quello, perché lui nel petto di Romeo e di Giulietta. Ha slegato poi da quella donna, slegato, lascia la mano, lei torna nel suo punto. Il loco, perché lui è già innamorato, no? Il loco col pensier ferma ove riporsi. Chi è Giulietta? Chi è? No, lei è Giulietta. Allora, lui il loco col pensier ferma dove riporsi. Ok, e snello prese un'altra. No, adesso prima deve prendere un'altra e fare il giretto, scegli un'altra. Prese un'altra, perfetto. E per ordine la depose, quindi le lasci il torchio. Poi Cheto, appresso la sua dea, si pose. Ecco, funziona. Grazie. Marcuccio era quello là, evidentemente. Marcuccio evidentemente eri tu, perché eri dall'altra parte di Giulietta.